E però invece quello che lui ha detto è proprio vero. Io ho visto molte cose che loro hanno fatto e mi permetto di dire andatele a vedere anche voi, perché altrimenti uno non ci crede, altrimenti uno non pensa che sia possibile questo tenere insieme sistemi complessi, culture complesse con gli ultimi. E questa però la grande cosa per cui, a partire dalle nostre diversità, noi siamo molto amici. Io e Gaetano siamo molto amici. Confermo. Io parlerò degli ultimi, parlerò solo degli ultimi, facendovi meno sognare, ponendo molte questioni sulle criticità di questo momento storico. Anche se mi piace dire, oggi Angelo ha iniziato invitandoci a sognare, noi abbiamo sognato. Noi abbiamo sognato insieme a molte persone che sono qui, quando nell'ottobre del 2008, iniziavamo con un fisico, con Andrea Mameli, un percorso che si è chiamato Clara Libera, un percorso di incontri che è finito nel febbraio del 2009, un percorso di incontri che apriva questo parco alla cittadinanza, che forse spero che anche da lì sia iniziato quello che lei diceva, questo luogo della sofferenza, del luogo della violazione dei diritti, è diventato o sta cominciando a diventare luogo, lei ha detto, di benessere, non lo so, ma insomma vuole andare verso questo. Oggi passando con il taxi per la cittadella ho visto il padiglione rosa, ci sono ancora le fioriere, mancano i geranii, io spero che qualcuno rimetta i geranii rossi in quelle fioriere, perché noi non vogliamo pensare solo a quello che è stato, ma sappiamo che è possibile costruire un futuro e siamo qua per costruire questo futuro. Bene, io dopo aver sognato poco darò numeri e parlerò delle criticità che oggi stiamo affrontando, che oggi si stanno affrontando in Italia a 31 giorni, o dobbiamo affrontare in Italia, a 31 giorni dalla chiusura per legge degli ospedali psichiatrici giudiziari. Siamo a 31 giorni dalla scadenza per legge della chiusura dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari. Come diceva Gisella, dal 1° maggio incominciamo un digiuno perché, nonostante le criticità che abbiamo davanti, vogliamo che non ci sia una terza proroga, vogliamo che questi istituti veramente chiudano il 31 marzo. Non mi soffermerò sul dire che cosa sono questi istituti, che cosa sono stati, lo sappiamo, l'abbiamo vissuto, l'abbiamo ricordato. Ecco, dico soltanto che in questi luoghi, dove ci sono gli avanzi della giustizia e anche della psichiatria e gli avanzi quindi di tutto quello che noi non riusciamo a tenere nella comunità e non riusciamo a far diventare risorsa, speriamo che si finisca una storia, ma non è facile. Ecco, non è facile perché non siamo stati capaci in questi anni in cui abbiamo messo a fuoco l'orrore in maniera collettiva, l'orrore di questi istituti, a fare una trasformazione del paradigma. Oggi siamo qui ancora a chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari senza aver trasformato il paradigma che fonda l'ospedale psichiatrico giudiziario. Eppure, nonostante questo, vogliamo che chiudano questi istituti. Vogliamo che chiudano questi istituti perché abbiamo la convinzione che saremo capaci ancora di continuare
una denuncia, una lotta e una trasformazione perché dai grandi istituti non si costruiscano o non si riproducano nel nostro territorio quelli che Stop OPG ha chiamato i mini OPG. Bene, qual è la situazione oggi in Italia? Forse i numeri precisi non li ha nessuno al momento. Certamente va detto che se eravamo partiti 2 anni fa, 3 anni fa, da 1400 persone internate, uomini e donne, internate negli ospedali psichiatrici giudiziari, oggi il numero è sicuramente intorno alla metà. Al 30 novembre del 2014 erano 761 le persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari, come dice la seconda relazione al governo fatta dal Ministero della Giustizia e quello della Sanità. Quindi siamo stati capaci di diminuire questo numero, ma potevamo fare molto di più. Potevamo fare molto di più e potevamo veramente oggi arrivare alla fine della data del 31 marzo senza nessuna persona in ospedale psichiatrico giudiziario se le regioni, se i servizi, se la magistratura avesse fatto quanto è nel loro compito. La presa in carico delle persone con problemi di salute mentale ancorché hanno commesso reati. Non sarebbe rimasto nessuno in ospedale psichiatrico giudiziario, perché come ci dicono i dati dalle regioni stesse, dal Ministero di Grazia e Giustizia stesso, il numero di persone cosiddette pericolose socialmente, e noi continuiamo a parlare di internamento e di persone pericolose socialmente perché non abbiamo mutato gli articoli del codice che sono alla base dell'internamento e che mantengono oggi intatte le misure di sicurezza detentive e quindi gli ospedali psichiatrici giudiziari e la cultura che li tiene in piedi. Le persone pericolose socialmente sono al massimo 70, sono un numero inferiore a 100. Scusatemi, qua mi alzo, ma ci rendiamo conto? 70 persone forse sono quelle per cui c'è bisogno di un'intelligenza collettiva che però c'è nella nostra Italia, in questa aula, per pensare a dei progetti personalizzati, speciali per queste persone. Oppure perché le persone possano trasformare la loro condizione da internamento a detenzione. Scusate, non dico cose assurde. Nella detenzione c'è il diritto, c'è uno stato di diritto. Nell'internamento non c'è nessuna situazione di diritto, ma tutti sono compresi, ma le persone comprese nella loro malattia sono solo malattia e la malattia diventa colpa e loro non sono più responsabili di niente e quindi non sono cittadini. Allora, io direi che dobbiamo partire da questo per sapere come dobbiamo andare avanti, come dobbiamo leggere quanto è avvenuto in questi anni. In questi anni, dopo che la Commissione Marino ha effettivamente detto all'Italia, chi non lo sapeva, questi luoghi sono luoghi inaccettabili, inadeguati per un paese appena civile, ha detto il presidente Napolitano nel discorso del 31 dicembre del 2012. Lo sapevamo però, tutto questo, lo sapevamo. Ma oggi la questione che ci dobbiamo porre è come non costruire nuovo internamento, come non costruire luoghi, semmai oggi ridenti e cinguettanti. Lo prendo da una poesia di una poetessa che ha dedicato
alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, ma che a partire dall'assenza di diritto e dall'assenza di potere contrattuare delle persone che lì verranno internati diventeranno immediatamente luoghi degradati e violenti. Scusatemi, luoghi degradati, violenti e di tortura. Perché quando si toglie la libertà alle persone, quando si determina la segregazione, cosa può avvenire? Se non violenza alle persone, se non che gli operatori che diventano custodi e torturatori, e così via. Beh, stare qui ci dice tutto questo, lo sappiamo. Eppure quando gli ospedali psichiatrici sono stati costruiti in Italia era una grande utopia e furono impiegate anche grandi risorse economiche, luoghi bellissimi, basta attraversare questo parco come tutti i parchi e i luoghi dei 100 ospedali psichiatrici italiani che sono stati costruiti in quegli anni, nei primi del Novecento. Ma cosa sono diventati questi luoghi? E allora, cosa dobbiamo ancora capire? Dobbiamo dire di no all'internamento, mettere fine mettere fine al fatto che si mette sempre al centro i luoghi, e invece il problema sono le persone, la loro storia, il loro percorso di vita e non i luoghi dove metterli. Nel nostro fare, nella salute mentale, dobbiamo smettere di pensare all'altro dove lo metto, cosa faccio con lui. Cosa faccio non per lui, con lui, perché lui è un soggetto, è risorsa, ha una storia, ha dei desideri, ha delle aspettative. Allora il problema è cosa faccio con lui, con lui. E quindi no alle REMS. Noi arriveremo invece ad avere, dopo il 31 marzo in Italia, se come il Ministro alla Salute ha detto e così il Ministro alla Giustizia, se non ci sarà la terza proroga, e noi non la vogliamo. Ma sapete perché non la vogliamo? Per due motivi. Uno, perché in questo clima politico che c'è, nell'attuale clima politico che c'è in Italia, rischieremmo di far sorgere un movimento che dice: vedi, quelli avevano sbagliato tutto. Quelli saremmo noi che abbiamo lottato per la chiusura, ma anche per il superamento degli OPG. Ma poi perché sappiamo che oggi, se la legge 81 ritorna al governo, ritorna alla discussione delle Camere, verrà cambiata, e verrà cambiata in senso peggiorativo. Quindi diciamo no alla proroga. Ma cosa succederà al 31 marzo, al 1° aprile o un mese dopo, perché ancora ci saranno persone il 31 marzo nonostante i nostri digiuni? Succederà, perché così ci dicono, così ci dice il governo, che rimarranno o saranno state individuate 450 posti di REMS in Italia. Quindi 450 persone dovranno essere collocate nei quelli che noi chiamiamo e vogliamo continuare a chiamare mini OPG, ma che in termini più aulici si chiamano residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, e li avremo in ogni regione. Ecco, quello che mi conforta è che tranne in 4 regioni queste REMS saranno tutte provvisorie. E io non amo il provvisorio, perché sennò il provvisorio, come diceva, le baracche sono provvisorie dal 1908 a Messina, ma in questo caso il provvisorio mi piace. Se io, insieme a voi, saremo capaci di continuare la lotta contro le REMS. Transitorio deve significare non fine alla costruzione della REMS definitiva,
ma transitorio deve significare per la non costruzione della REMS. Questo deve essere chiarissimo a tutti noi. È possibile vivere senza REMS? È possibile vivere, cioè è possibile attualmente a bocce ferme rispetto alle situazioni delle leggi in Italia non avere bisogno di posti per l'internamento? Io dico di sì, e le dico a partire dall'esperienza di luoghi dove l'internamento non c'è, aziende sanitarie in cui l'internamento non c'è. Lo dico a partire da questa esperienza sarda. Nel 2005 qui c'erano 74 persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari ed era il doppio della media italiana, mentre in Italia allora 20 persone erano internate ogni 1.000.000 di abitanti, qui ne avevamo molti di più storicamente. Vi ricordate? Erano gli anni in cui un governo regionale insieme al governo nazionale e anche insieme, dobbiamo purtroppo dirlo perché bisogna dire la verità e chiamare le persone col loro nome, insieme ai direttori degli ospedali psichiatrici giudiziari voleva costruire qui un ospedale psichiatrico giudiziario ad Ussana e un altro nella Locride. 90 posti quello di Ussana. Calabria e Sardegna. Calabria e Sardegna, sì certo, queste terre del sud, ma queste terre del sud io dico da donna del sud ancora una volta violentate, non valorizzate nelle loro capacità, nelle loro intelligenza, nella loro capacità di relazione, come dicevi Angelo, ancora una volta violentate. E ripeto, lo dico come donna del sud. Allora, questa era la situazione nel 2005. Allora ci fu un governo entrante che stracciò quella delibera e Ussana non si fece più. Su volontà precisa, ma è iniziata principalmente una storia che ha determinato che oggi Angelo ci dice che ci siano 22 persone, 23 persone. Beh, insomma, io sapevo 20, i dati al 20 novembre erano, al 30 novembre erano 20, ma insomma questo è. Quindi in 9 anni c'è stata un'inversione di tendenza in questa terra che ci fa pensare che è possibile farlo. E c'è stata un'inversione in tendenza a partire da alcune questioni molto semplici. Si è dato valore a questa questione, si è presa in considerazione, si è pensato nella pratica, non nella teoria, che era possibile cambiare il verso di un'azione che vedeva le persone, i concittadini sardi e le concittadine sarde inviate via. No, si è incominciato a pensare che ci si poteva riprendere queste persone, si è lavorato nel carcere e dal carcere del buon cammino. Non è andato più nessuno, oggi non so la situazione, ma nel 2008 per esempio nessuna persona è stata più inviata in ospedale psichiatrico giudiziario dal carcere, quindi si è lavorato nel carcere, si è lavorato nei servizi, si è lavorato nella comunità e c'è stato questa inversione di tendenza per cui questa regione oggi è al pari degli altri, partendo da una situazione di svantaggio enorme e il processo è continuato se oggi no, ce ne sono solo 20, beh è continuato, quando io sono andata via erano 44 le persone. Continuate ad entrare? Sì, certo, però i numeri ci dicono nel 2009 c'erano 44 persone internate negli OPG, oggi sono 23, quindi c'è un lavoro che continua, non è passato niente in vano. Non è passato niente in vano e anche la violenza di chi voleva cancellare tutto non ce l'ha fatta.
non ce l'ha fatta. Oggi sono solo 22-23 gli internati nei manicomi negli ospedali cittadini sardi, negli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi questa traiettoria non è finita. Certo, Gisella dice continuano ad entrare, questa è una situazione italiana. In questo momento noi stiamo subendo, io direi, lo dico in maniera dura, un attacco da parte della magistratura. Un attacco della magistratura che sta continuando ad inviare in una situazione certamente non buona dei servizi della salute mentale o psichiatrici in Italia, però in qualche modo i servizi stanno reggendo, le dimissioni continuano ad esserci, ma ci sono più ingressi di dimissioni. La media trimestrale è dei 70-77 nuovi ingressi negli ospedali psichiatrici giudiziari. Questo io chiamo un attacco della magistratura. Un attacco contro anche il dettato attuale della legge 81 che dice che bisogna trovare delle alternative. Bene, io volevo dire prima di... posso parlare ancora? Ecco, volevo ancora dare alcuni dati. Quando iniziavamo, perché queste cose dobbiamo sempre ricordarci, quando il 1° giugno c'è stata la promulgazione della legge 81, i mass media sono intervenuti con una violenza inaudita e una stigmatizzazione inaudita, dicendo su una degli articoli della legge 81 che diceva che le persone contro ai cosiddetti ergastoli bianchi, di cui tutti sappiamo cos'è, una persona che per un furto d'uso di un motorino o per un oltraggio a pubblico ufficiale andava in ospedale psichiatrico giudiziario per 2 anni, ma poi rimaneva per 20, 30, 40 o per tutta la vita. Quindi anche a partire da un reato così bagattellare. Invece con la legge 81 si è detto le persone non possono rimanere internati negli OPG per un numero di anni superiore al massimo edittale, al massimo per quella pena. Bene, il 1° giugno tutti i giornali nazionali, Repubblica in primis, sono usciti dicendo ecco ora li dimettono e chissà quanti delitti avverranno in Italia. Poi oggi di questo non se ne parla più. Non abbiamo la certezza che tutte le persone che hanno superato il massimo di pena edittale, anzi non abbiamo nessuna certezza, sono usciti, però ne sono usciti secondo la relazione 63 e come vedete non è successo niente. Ne avrebbero dovuti uscire molto di più, ma ancora una volta i giudici, utilizzando i poteri che lo Stato gli dà, hanno deciso che quelli cosiddetti pericolosi socialmente, dove è ancora una volta la pericolosità sociale, nonostante quello che dica la legge 81 e spesso c'è il servizio che non mi risponde, che questo è il problema, c'è il servizio che non risponde alla mia richiesta, hanno confermato a partire dalla hanno confermato la pericolosità sociale dando alle persone misure di sicurezza alternative e quindi pochissimi, non sono anche se c'è stato il superamento della pena del massimo edittale, non tutti sono usciti, però 63 persone al 30 novembre sono usciti in questi mesi, in pochi mesi, e come vedete non è successo niente. Io credo che queste cose banali le dobbiamo sapere, dirle e raccontarle, perché abbiamo un dovere di fare cultura, prima di tutto con l'operatore vicino, ma anche con il nostro vicino di casa, perché oggi c'è molto bisogno di questo. Bene, rispetto alla questione dei dati sempre del Ministero e guardando alla Sardegna,
al 20 novembre c'erano 20 persone, per 20 persone erano stati fatti i progetti, così dice la relazione, i progetti individuali, e solo 8 persone, così diceva il sottosegretario, e solo 8 persone, 8 persone erano state dichiarate pericolose socialmente. Bene, allora la prima domanda che dobbiamo farci in questo territorio era: ma se sono solo le 8 persone per le quali persiste ancora la pericolosità sociale, perché dobbiamo fare una REMS, anche se provvisoria, di 20 posti letto? Perché? Perché non la faremo. Perché? A questo bisogna dire di no. È evidente che bisogna dire di no. Oggi o dopo il 31. Bisogna dire di no ai 20 posti letto, perché noi sappiamo che quando i posti ci sono si riempiono sempre, perché è molto più facile mettere le persone in dei luoghi che preoccuparci di loro, che fare dei percorsi emancipativi con loro, e questo, quindi e poi dobbiamo anche dire di no a questo numero di posti letto, oltre quanto non metto in discussione il necessario, non metto in discussione, e però metto in discussione anche che siano necessari gli 8 posti letto, evidentemente, perché alla fine questi posti diventeranno i luoghi dello scarto della giustizia, della sociale, della psichiatria, e alla fine ne avremo bisogno di 40, di 60, di 80, perché quando non si interrompe il meccanismo, allora i bisogni diventano infiniti. Un'altra questione su cui voglio porre l'attenzione, su cui poco secondo me si sta ragionando in questo periodo fra gli operatori della salute. Queste REMS transitorie o definitive sono luoghi dove si applicano le misure di sicurezza detentive. Quindi sono luoghi dove si applica anche il regolamento del sistema carcerario penitenziario del 1975. Su questo abbiamo poco fatto considerazioni, però ora c'è un regolamento, è stato redatto un regolamento che se non ci fosse stato Stop OPG avrebbe previsto accanto al responsabile sanitario anche il responsabile, una figura, un dirigente giuridico con responsabilità giuridiche amministrative. Quindi avremmo ricreato il mini OPG in tutte le sue forme, con il direttore sanitario e il direttore amministrativo, uno che afferisce all'azienda, al sistema sanitario, e l'altro che afferisce al sistema penitenziario. Su questo abbiamo vinto, quindi non ci sarà più questo direttore, non era previsto neanche dal DPCM del 2012, non DPCM, dall'accordo del 2012 sui requisiti strutturali delle strutture, quindi quello dell'ottobre del 2012, è nato come un coniglio dal cappello, l'abbiamo visto, l'abbiamo stoppato e abbiamo detto e non ci sarà. Però invece ci sarà sempre il magistrato di sorveglianza che dirà tu vai lì e tu vai da un'altra parte, ci sarà sempre tutti quei meccanismi di identificazione dei detenuti, in questo caso degli internati, ci sarà la limitazione della libertà delle persone perché sono internati, non sono strutture sanitarie, persone da custodire che saranno sotto il regolamento del 75, 354 del 75 e vadono del 75, quindi questa è la situazione. Noi ci siamo permessi di dire
al sottosegretario che abbiamo incontrato qualche giorno fa. Sottosegretario, noi siamo contenti se lei passerà alla storia come quello che ha chiuso gli ospedali psichiatrici giudiziari, ma stia attento a non rimanere alla storia come quello che ha riaperto i manicomi, perché nei manicomi noi operatori avevamo il ruolo di sanitari, ma principalmente di custodi. Non vogliamo riprendere questo. Abbiamo detto finalmente basta al ruolo di custodi, stiamo attenti che se non ci muoveremo bene e se non continueremo a combattere, ritorneremo ad essere custodi. E se si è custodi, e se io operatore sanitario psichiatra sono custode in un luogo, in un punto del sistema, poi sarò custode dappertutto. E questo è il problema. Quindi questo non interessa soltanto chi andrà a lavorare nelle REMS, ma a me che lavoro nel centro di salute mentale di via Bonaria, di via Trieste o di via non so dove. Perché se lui ritorna ad essere custode, lo sarò io in qualsiasi punto del sistema, io starò. Quindi questo per dire che le questioni sono ancora aperte e le criticità sono grandi. Per questo abbiamo chiesto, e credo, e l'abbiamo chiesto nei termini di legge, e quindi siamo contenti che è stato preso da conto questa nostra richiesta, che ci sia un commissario. Lo prevedeva la legge. Noi lo abbiamo voluto, la legge in realtà diceva se il superamento, per le regioni che non avranno completato alla fine del 31 dicembre del 2015, in questo caso, il 31 marzo del 2015, il percorso di superamento per le OPG, lo Stato nominerà un commissario. Noi vogliamo che ci sia il commissariamento, sia perché il superamento non è completato, ma principalmente, meno male che non è completato, perché sarebbe stato completato male, ma principalmente perché rimanga acceso ancora il faro sulle questioni degli OPG, che poi chiameremo REMS, ma sempre OPG sono. Non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Noi abbiamo detto non si deve spegnere al 1° aprile il faro su questa questione dell'internamento. Dobbiamo continuare a lavorare per il cambio degli articoli del codice penale che sono alla base dell'internamento, ma dobbiamo continuare a lavorare e avere interlocutori istituzionali per continuare a dire no alle REMS transitorie, per dire sì alla riforma del codice penale, per dire noi sappiamo che la possibilità di chiudere gli OPG e di non internare è fortemente collegata alla qualità dei servizi di salute mentale. Quindi la battaglia e l'attenzione del commissario deve passare dalla chiusura di quegli orrendi istituti alla costruzione di pratiche territoriali di salute mentale che permettano una presa in carico delle persone ancorché hanno commesso reato. E se poi le persone hanno commesso reati per cui sarà necessaria la detenzione, certo, come per chiunque altro, rimanendo loro cittadini, andranno ad espiare la pena. Allorché la loro malattia sia incompatibile con la detenzione, come per qualsiasi altra malattia, si penseranno a soluzioni alternative, altrimenti le persone staranno in carcere, ma ce ne saranno poche, perché ragazzi, il furto d'uso di un motorino non farà andare le persone in carcere, però altri delitti prevederanno probabilmente la detenzione, dove un buon servizio penitenziario permetterà a questi cittadini, ma nella loro titolarità di diritti, di avere il diritto alla salute. E poi continueremo sul fronte
della lotta alle condizioni delle persone nel carcere. Io spero di aver brevemente, perché la questione è complessa, di aver posto alcune questioni, sperando poi, saremo qui fra le 5, dell'apertura del dibattito e quindi nella ripresa di tantissimi discorsi. E voglio finire ricordando una frase di Igino Cappelli, magistrato di sorveglianza salernitano, che diceva: criminali i manicomi e quelli giudiziari più degli altri, i civili, che una legge del 1978 ispirata dalla passione di Franco Basaglia vorrà abolire. Io credo che questa frase dobbiamo ricordarcela, perché è una frase che ci deve accompagnare in questa continuazione di lotta contro l'internamento.